La Regione del Veneto promuove a tutti i livelli ed in ogni ambito, avvalendosi di diverse opportunità finanziarie, un turismo accessibile ed inclusivo, in grado di qualificare e migliorare l'offerta turistica. Questo tutorial è stato ideato grazie al progetto europeo Tourism for All, un turismo per tutti, di cui la direzione Turismo è partner. Obiettivo del progetto: confinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del programma Interreg Italia-Croazia, è la promozione e la diffusione di una cultura dell'accoglienza, volta a sviluppare un turismo ricco di prodotti e servizi, adeguati alle esigenze di ospiti con bisogni speciali. Un saluto a tutti, io sono Monica Golin, psicoterapeuta del team di Woli, Società tra Liberi Professionisti. Oggi sono qui per voi per parlare di disabilità intellettive. Che cosa sono le disabilità intellettive? La disabilità intellettiva è un disturbo che compromette il funzionamento intellettivo e il funzionamento adattivo. Cerco di spiegarmi meglio. Le persone con disabilità intellettiva hanno delle difficoltà nel ragionare, nel risolvere dei problemi, nella pianificazione, nel pensiero astratto, e queste difficoltà si riversano nella capacità di affrontare le esigenze di tutti i giorni. Quindi sul funzionamento adattivo. Comunicare, partecipare alla vita sociale, vivere la propria vita in modo autonomo ed indipendente. Spesso si crea un po' di confusione relativamente al termine disabilità intellettiva. Pertanto ora cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Nel DSM-5, che è il più importante sistema di classificazione dei disturbi mentali, il termine disabilità intellettiva va a sostituire il precedente ritardo mentale. Entrambi vengono utilizzati nel linguaggio comune, però è più corretto utilizzare il termine disabilità intellettiva. Quando parliamo di disabilità intellettiva, parliamo di caratteristiche che si presentano sin dai primi anni dello sviluppo e poi permangono per il resto della vita. Inoltre, la disabilità intellettiva può viaggiare da sola o può essere accompagnata da altre caratteristiche. Infatti la possiamo ritrovare in altre forme di disabilità, come per esempio i disturbi dello spettro dell'autismo oppure la sindrome di Down. Alla luce di questa considerazione potete intuire la estrema variabilità che il termine disabilità intellettiva racchiude. Infatti ci sono anche più livelli di gravità, dal livello lieve al livello moderato al livello severo. Questo significa che a fronte di una stessa diagnosi potrete trovarvi davanti a delle persone con caratteristiche molto diverse. Che cosa potete aspettarvi dunque da una persona con disabilità intellettiva? È una bella domanda, perché come dicevamo prima, la variabilità è estrema, sia da un punto di vista di gravità delle compromissioni, sia da un punto di vista di qualità delle stesse. Per questo non ci sarà una guida specifica che valga per tutti gli ospiti con disabilità intellettiva. Quello che però farò in questo momento è di illustrarvi alcune delle maggiori caratteristiche che si accompagnano a questo tipo di disturbo, suddividendole in 5 aree. L'area concettuale, l'area sociale, sensoriale, pratico-motoria e comportamentale. Per quanto riguarda l'ambito concettuale, una delle principali caratteristiche della disabilità intellettiva è proprio la difficoltà di comprensione, che nelle forme lievi si può tradurre in difficoltà di lettura, di calcolo, di risoluzione dei problemi, di concettualizzazione del tempo. Però nelle forme più gravi può manifestarsi con una scarsa o nulla comprensione sia del linguaggio che di quello che accade. Per quanto riguarda invece l'ambito sociale, la maggioranza delle persone con disabilità intellettive ha delle difficoltà nell'interazione. Cos'è che potrete vedere? Potrete vedere delle persone che in realtà hanno un linguaggio molto fluente, ottimo, però magari vi pongono delle domande totalmente inappropriate oppure continuano a ripetere le stesse frasi o le stesse parole o addirittura si intestardiscono su alcuni determinati argomenti e di certo non staranno ad ascoltare i vostri contributi.
Da un altro punto di vista invece chi ha delle compromissioni più gravi può addirittura non essere proprio verbale, quindi non utilizzare il linguaggio ma degli strumenti alternativi come per esempio un tablet con le immagini o un quadernone con le immagini, l'uso dei simboli, del linguaggio dei simboli, piuttosto che dei comunicatori più avanzati. È vero che ci sono delle difficoltà relazionali, ma questo non significa assolutamente che non ci sia un'intenzione, una voglia, un desiderio di entrare in relazione con voi. Sono persone come lo siamo noi, sono animali sociali. Per esempio, mi viene in mente un ragazzo che non parla, non rivolge la parola a nessuno e addirittura non rivolge neanche lo sguardo, quindi proprio c'è assenza di contatto oculare. Con questo ragazzo abbiamo iniziato ad uscire in compagnia e lui sempre in disparte, sempre un po' per i fatti suoi, in apparenza. Ed ecco che un giorno sua mamma mi chiama per dirmi che ha iniziato a chiedere amici, amici, amici. Ecco un esempio per farvi capire come anche quella che sembra un'assenza relazionale in realtà è percepita ed è importante. Per quanto riguarda invece l'ambito sensoriale, la maggioranza delle persone con disabilità intellettiva può avere un'ipo o un'ipersensorialità. Che cosa significa? Che per qualsiasi dei 5 sensi può essere più o meno reattivo rispetto a noi, rispetto alla norma. Andiamo a fare una carrellata di possibilità. Per esempio, se per noi il tagliaerba è un suono che va nello sfondo e neanche magari ce ne accorgiamo, per una persona con disabilità intellettiva può risultare un rumore fortemente fastidioso e è anche destabilizzante. Piuttosto che le luci, per noi magari una luce che potrebbe essere soffusa, per una persona con disabilità intellettiva può essere tagliente, può dare veramente fastidio. Questo si può tradurre anche in difficoltà sensoriali in ambito alimentare, con gusto e olfatto, per cui ci sono delle forti preferenze oppure un netto disgusto verso delle pietanze o delle consistenze. Un punto importante riguarda anche il tatto, perché quella che per noi potrebbe essere percepita come una carezza, per le persone con disabilità intellettiva potrebbe essere invece percepita come un pungiglione, qualcosa di doloroso. L'attenzione al contatto fisico è un'attenzione preventiva che possiamo avere nel momento in cui abbiamo un primo contatto con l'ospite. In realtà però molte persone apprezzano il contatto fisico, sarà una cosa relazionale da guadagnarsi un po' alla volta. D'altro canto invece ci saranno degli ospiti che arriveranno, vi vedranno e vi abbracceranno. Il quarto ambito è quello pratico-motorio. In particolare, le persone con disabilità intellettiva possono fare fatica a portare a termine dei compiti di vita quotidiana. Nei casi più levi possiamo trovare delle persone quasi totalmente autosufficienti che però magari abbisognano di un supporto per l'amministrazione del denaro, per l'utilizzo dei mezzi di trasporto, per andare a fare la spesa, eccetera. Mentre per delle persone con compromissioni più gravi invece pensiamo a difficoltà anche nel momento dei pasti, di vestizione, di cura personale. Spesso c'è anche una problematica di motricità fine, per cui la coordinazione dei movimenti, sia grossolani ma appunto anche fini, può essere difficoltosa. Un ultimo aspetto rilevante delle persone con disabilità intellettiva è quello dei comportamenti problematici. Molto spesso queste persone, proprio a causa della fatica nel comunicare i propri bisogni, i propri desideri o anche a causa della ipersensorialità, possono avere delle crisi. Che cosa sono queste crisi? Possono essere crisi di pianto, possono essere urla, piuttosto che dei comportamenti auto o eteroaggressivi oppure dei comportamenti socialmente inadeguati, per esempio un continuo fischiare, mettere dei versi bizzarri, piuttosto che lo sputare, per esempio. In seguito a questa panoramica di caratteristiche delle persone con disabilità intellettiva, ora cercheremo di capire quali possono essere degli accorgimenti per facilitare il soggiorno sia per voi operatori turistici che per le famiglie con una persona con disabilità intellettiva.
Ci tengo a sottolineare, prima di ripartire, che questa tipologia di ospiti molto spesso viene accompagnata, quindi potrete avere a che fare con la famiglia piuttosto che con degli operatori addetti che riusciranno a mediare la relazione tra voi e l'ospite con disabilità intellettiva. Ritengo però veramente molto importante che conosciate le caratteristiche di base in modo tale da facilitare questo processo di mediazione. E quindi come può essere resa più accessibile la struttura ricettiva? Abbiamo visto che i deficit possono essere i più svariati, quindi la prima cosa da fare è identificare gli specifici bisogni di quell'ospite con disabilità intellettiva. Come fare? Non vi preoccupate, perché abbiamo predisposto un questionario che potete scaricare dal link che trovate qui, che semplificherà il tutto. Grazie a questo questionario, infatti, potrete raccogliere delle informazioni per riuscire ad agevolare il soggiorno alla famiglia e farete anche una gran bella figura, perché è un'attenzione che la famiglia non si aspetta e che è veramente davvero molto importante. Passando ad aspetti più pratici, un'altra azione che potete fare, che sicuramente può risultare utile, è inviare preventivamente alla famiglia immagini o delle foto che vadano a definire i vari ambienti e anche immagini dello staff. Perché? Perché la prevedibilità crea tranquillità e quindi l'ospite con disabilità intellettiva, se può prima guardarsi le foto del posto dove andrà e le persone che incontrerà, sicuramente arriva con uno stato d'animo più sereno. All'interno della struttura invece può essere utile appostare dei cartelli che vadano a definire in modo chiaro l'utilizzo degli spazi, come per esempio l'orario di utilizzo, piuttosto che delle regole da seguire comportamentali. Per esempio non si può entrare con le scarpe ma solo con le ciabatte, oppure questo spazio è accessibile da quest'ora a quest'ora. Questo sicuramente rende l'ospite molto più autonomo nel riuscire a girovagare per la struttura. La questione dei cartelli e delle regole visive mi sta particolarmente a cuore, perché appunto non tutte le persone con disabilità intellettiva sanno leggere e quindi avere un disegno a rafforzare la regola che si vuole comunicare risulta fondamentale. Per esempio appunto nelle stanze dove non è consentito l'accesso, quindi dove c'è scritto non entrare, ecco che lì, se c'è anche un disegno, facilita la comprensione della persona, piuttosto che il non calpestare l'aiuola, non fumare e via dicendo. Per quanto riguarda gli aspetti invece legati più alla socialità, un'accortezza è quella di essere molto precisi nel rispettare gli orari. Questo perché? Perché le persone con disabilità intellettiva tollerano male le attese, che potrebbero creare ansia e quindi conseguire in crisi comportamentali. Quindi fissare un appuntamento piuttosto che far saltare la fila nel momento in cui arriva la famiglia con la persona con disabilità intellettiva sicuramente verrà molto apprezzato. Apriamo il capitolo degli imprevisti, perché gli imprevisti nella vita capitano, si sa. Se l'imprevisto accade a voi, l'importante è una comunicazione il prima possibile su quale è il cambiamento effettivo, in modo tale da poter far familiarizzare la persona con disabilità con il cambiamento. Può capitare invece che l'imprevisto sia della persona stessa con disabilità o della famiglia, che per la gestione di una crisi comportamentale piuttosto che per altri motivi non riesce a magari partecipare all'escursione piuttosto che arrivare all'orario che era stato definito, e su questo vi chiediamo molta flessibilità e pazienza, che verrà sicuramente apprezzata. Un'altra accortezza è quella di utilizzare sempre un linguaggio molto semplice, un linguaggio lineare. Spesso, come dicevamo prima, le persone con disabilità intellettiva non riescono a capire i modi di dire, le sottigliezze, le battute. Anche le domande, se le ponete, ponetele in modo semplice e non vi aspettate una risposta precisa, ma ogni tanto non aspettatevi proprio una risposta.
Alla reception, come in qualsiasi altra situazione, è importante che l'operatore guardi direttamente la persona con disabilità intellettiva e non l'accompagnatore. In caso la persona non abbia le abilità per comprendere o rispondere, sarà l'accompagnatore stesso ad introdursi per mediare la relazione. Un anno fa mi trovavo in gita con un ragazzo con disabilità intellettiva e ha iniziato a nevicare. Guardando la neve, senza pensarci, ho detto: «Mamma mia ragazzi, ci tocca dormire qua questa notte». Mai l'avessi detto che il ragazzo ha preso alla lettera le mie parole e ha iniziato ad insistere per tornare a casa. «Ma no, io voglio dormire a casa mia, voglio tornare dalla mamma, dai, andiamo a casa, andiamo a casa, andiamo a casa». E quindi involontariamente gli ho suscitato dell'ansia che sicuramente avrei potuto evitare non utilizzando l'ironia. Per quanto riguarda invece i comportamenti un po' bizzarri, può essere che vi capiti di vedere dei gesti strampalati che magari possono attirare l'attenzione. La famiglia sicuramente apprezzerà il momento in cui voi non stiate a fissare il comportamento della persona con disabilità intellettiva, perché è semplicemente una sua caratteristica, un suo modo di esprimere la sua emotività. Infine, per quanto riguarda l'aspetto sensoriale, un'accortezza che può essere richiesta alla famiglia al momento dell'arrivo è quella di predisporre una stanza molto tranquilla in cui non ci sia altro tipo di personale, in cui portare, nell'eventualità di una crisi comportamentale, la persona con disabilità a calmarsi. Una raccomandazione: quando si verificano questi comportamenti problematici, non intromettetevi nella gestione, perché solitamente è la famiglia o l'operatore a gestire la crisi comportamentale e, anche se le vostre intenzioni sono le migliori, potrebbero risultare controproducenti. Come può invece la ristorazione diventare più accessibili? Il punto è sempre quello di facilitare la comprensione. Nella ristorazione la comprensione può essere facilitata dall'utilizzo di immagini o di fotografie nel menu, quindi possono esserci proprio delle foto delle bibite e delle pietanze. E un'altra accortezza può essere quella di non stupirsi di fronte a delle possibili richieste bizzarre. Cosa significa? Vi ricordate che prima parlavamo di iper e iposensorialità? Ci sono dei ragazzi che per esempio potrebbero chiedervi un panino col ketchup oppure semplicemente una pasta col tonno. Non vi stupite, non occorre neanche chiedere conferma più volte di questa ordinazione, perché è assolutamente normale per loro. A loro piace così, piuttosto che invece se vi chiedono di allontanare il posacenere piuttosto che il parmigiano reggiano, ecco che se siete disponibili ad accantonarlo sicuramente farete un favore al vostro ospite. E per facilitare il momento dei pasti, vista la difficoltà della motricità fine, quindi nella coordinazione, potrebbe venirvi richiesto di portare le pietanze già tagliate. Anche dal punto di vista della posateria, una richiesta può essere quella di adottare delle posate, dei bicchieri in plastica, perché si rendono meno pericolosi. A fronte di una richiesta specifica della famiglia, potreste anche adibire il tavolo per la persona con disabilità intellettiva ad uno spazio un pochino più tranquillo e più accogliente. Però questa è una domanda che potete fare voi inizialmente, perché appunto non tutte le persone vogliono stare accantonate, non tutte le persone hanno bisogno di questa tranquillità sensoriale. Ci sono veramente molte persone con disabilità intellettiva che non vedono l'ora di stare in mezzo alla gente e di stare nella confusione. Le persone con disabilità intellettiva molto spesso hanno piacere di fare delle escursioni, delle gite culturali, andare a musei, in qualche villa, e allora com'è che possiamo rendere più accessibile, più fruibile il servizio per loro? Sicuramente il primo punto è quello di dare prevedibilità. Che cosa significa? Inviare delle immagini piuttosto che un programma scritto di quello che si andrà a fare, così la persona con disabilità se lo può leggere e arriva già pronto, familiarizza con quello che il giorno dopo incontra. Poi ribadisco l'importanza estrema di rispettare gli orari.
Vi racconto una scena per farvi capire il valore di questa azione. Un giorno ho portato un ragazzo con disabilità intellettiva in gita e l'orario del pranzo era fissato per le ore 12. I ragazzi con disabilità molto spesso hanno una buonissima memoria e se il programma viene raccontato prima si ricordano bene gli orari, perché poi può essere un loro modo per abbassare l'ansia quello di continuare a chiedere: ma allora fra quant'è che si va a mangiare? Ma quando è che apre il ristorante? Quindi io continuavo a rispondere: guarda, alle ore 12 andiamo in questo posto a mangiare. Alle ore 12 ci siamo recati davanti a questa stanza che però aveva le porte chiuse. Il ragazzo con disabilità intellettiva ha iniziato ad agitarsi dicendo: sono le ore 12, andiamo a mangiare, andiamo a mangiare, andiamo a mangiare, guarda Paolo, imprevisto, dobbiamo aspettare perché le porte sono chiuse, se le porte sono chiuse non si può entrare. Questa è una regola che gli avevo dato io verbale, ovviamente non c'era scritto niente. Il ragazzo non ha però compreso l'imprevisto e continuava ad insistere per entrare, tanto che ad un certo punto ha cercato di forzare le porte, che per fortuna sono rimaste belle salde, e ha iniziato quella che può essere definita una crisi comportamentale con urla, grida, si è lanciato per terra e quindi sono stati 15 minuti, perché il ritardo è stato di 15 minuti, difficili da gestire. Un caso molto positivo che vi voglio raccontare invece è successo una volta in un fast food. Un ragazzo ha avuto una crisi comportamentale molto forte. Aveva il vassoio in mano con bibite, panini che ha prontamente lanciato in aria. Le bibite e i panini sono caduti non solo per terra ma anche addosso alla clientela e questo ragazzo ha preso ed è fuggito dalla stanza. Io come operatrice ovviamente ho dovuto rincorrere il ragazzo in fuga e ho apprezzato davvero molto il comportamento dello staff, perché senza dire una parola semplicemente una persona è andata a pulire il disastro che si era creato e un'altra persona è andata a rassicurare la clientela. Questo è un aspetto non scontato e veramente fantastico per le famiglie o per gli operatori che lavorano con la disabilità intellettiva, perché anche una semplice spiegazione di quello che sta succedendo, prendendola non come una cosa chissà che bizzarra, ma che può capitare, è normalizzante, fa stare bene. Le persone con disabilità intellettiva si possono divertire in visite a musei o ville se adattate alle loro esigenze. In questo momento ci troviamo a Villa dei Vescovi, che ci offre un esempio positivo di accessibilità per la disabilità intellettiva. Infatti qui si può prenotare una visita con una guida specificatamente formata sulla disabilità intellettiva oppure scaricare direttamente dal sito un manuale scritto ad hoc. Vediamo insieme come poter strutturare un manuale di questo tipo. In una prima parte è spiegato in modo semplificato, con frasi brevi, un linguaggio semplice, parole chiare e corredato da molte immagini, che cosa contiene la stessa guida. La prima parte è dedicata a come riuscire a fare il biglietto a Villa dei Vescovi. Per esempio, qui c'è scritto che bisogna entrare nel negozio e chiedere del biglietto direttamente alla persona con il cartellino blu. Poi viene spiegato come arrivare all'ingresso della villa, aiutando la persona con disabilità intellettiva nell'orientamento. Infine, una parte molto importante è riservata alle norme di comportamento, ovvero come ci si deve comportare in questa villa. Alcune suggestioni sono per esempio utilizzare un tono di voce molto basso, camminare lentamente, evitare di toccare gli oggetti perché si possono rompere e degli avvisi di questa tipologia. Poi passiamo alla spiegazione di che cos'è la villa e della sua storia, con parole veramente molto semplici. Per esempio è spiegato che la villa è una casa molto grande, in cui abitava un vescovo e che il vescovo è il capo dei preti. E via così. Soffermiamoci ora nella mappa sensoriale.
perché è veramente molto indicativo di come può aiutare una persona con disabilità intellettiva. Questa è una mappa in cui vengono segnalate le zone che possono arrecare un fastidio sensoriale, per esempio dove c'è molta luce o molto buio, delle zone particolarmente strette o anguste, ma va ad indicare anche delle zone che possono essere piacevoli o rilassanti. Per esempio questo giardino in cui si può ascoltare il cicalio, oppure delle zone di ristoro con dei divanetti in cui potersi riposare. C'è anche una parte dedicata alla comunicazione aumentativa alternativa. Che cos'è la comunicazione aumentativa alternativa? È un insieme di simboli e di disegni che conoscono la maggior parte delle persone con disabilità intellettiva. Questi simboli e disegni vanno a sostituire le parole e si rendono più comprensibili alle persone. Questo è uno spunto per rendere la visita accessibile a tutti, però voi, mi raccomando, date libero sfogo alla vostra creatività. Per esempio potreste pensare a dei video, degli audio, dei quadri tattili, tutte accortezze che di certo apprezzeranno anche le famiglie dei più piccini. Ci siamo detti tante cose, quindi ora cerchiamo di riassumere i punti principali. Abbiamo capito che serve prevedibilità. Potete quindi inviare delle immagini, delle foto o il programma di quello che aspetterà l'ospite con disabilità intellettiva. Poi, mi raccomando, essere molto puntuali perché le attese possono scatenare delle crisi comportamentali. In caso di crisi comportamentali non intromettersi, ma anzi cercare di essere il più accoglienti possibili e anzi magari fare anche da mediatori con gli altri ospiti in modo da rassicurare gli ospiti e rassicurare anche la persona con disabilità intellettiva e la sua famiglia. Poi linguaggio chiaro, linguaggio semplice e non aspettarsi appunto un dialogo tra virgolette comune, ma percepire questo dialogo che magari può sembrare un po' bizzarro come un arricchimento personale. Queste persone riescono a dare davvero tanto, sono delle persone molto interessanti e la parte più bella è quella di riuscire a cogliere la diversità come una ricchezza. Come avrete notato, le indicazioni fornite sono delle buone norme che valgono per tutti. Con questo tipo di ospiti è fondamentale avere quella piccola attenzione in più. Così le famiglie si sentono accolte e voi potrete capire quanto l'esperienza di accoglienza sia veramente arricchente anche per voi. Dunque, un saluto a tutti e buona esperienza!